Grazie Presidente, egregie colleghe ed egregi colleghi consiglieri. Il disegno di legge numero 65 si inserisce nel più ampio e ormai pluriennale percorso di trasformazione del cosiddetto bonus carburante FVG. Tale misura, introdotta originariamente nel 2010 con l'obiettivo di contrastare le migrazioni dei consumi oltre confini, ha conosciuto nel tempo diversi interventi correttivi e aggiornamenti, fino all'ultima riforma del 2022, che ha avviato il processo di digitalizzazione attraverso l'utilizzo di app e di un portale dedicato. La ratio del provvedimento in esame è quella di portare a compimento questo percorso, modernizzando una normativa nata in un contesto economico, tecnologico ed energetico profondamente diverso da quello attuale, puntando alla completa digitalizzazione del sistema e alla semplificazione delle procedure amministrative. Il disegno di legge prevede infatti il definitivo superamento del sistema basato su tessere fisiche e POS, sostituendo con un meccanismo interamente digitale fondato sull'utilizzo di app e QR code, con entrata in vigore fissata al 1 febbraio 2026. In tale direzione appare condivisibile l'eliminazione delle funzioni finora svolte dalla Camera di Commercio e la conseguente centralizzazione delle competenze presso la Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con una riduzione significativa dei costi di gestione e una maggiore razionalizzazione del sistema. Il disegno di legge presenta questa transizione come un passaggio morbido, prevedendo la possibilità di continuare a utilizzare le tessere fisiche fino al 31 dicembre 2026, al fine di evitare disagi soprattutto alle persone anziane o meno avvezze alle tecnologie digitali. Ora, pur riconoscendo la necessità di una fase di convivenza tra i due sistemi, esprimiamo tuttavia perplessità in merito alla previsione della possibilità di richiedere una copia cartacea dell'identificativo digitale solo come misura transitoria, che rischia di non garantire una reale inclusività nel medio-lungo periodo. Permangono inoltre dubbi legittimi rispetto ad alcune criticità di natura tecnica, quale la carenza di connettività in determinate aree del territorio regionale e la necessità di disporre di dispositivi sempre funzionanti, smartphone, rete dati, applicazioni aggiornate, che non possono essere dati per scontati per tutti i cittadini. Ora, al di là di questi aspetti tecnici e amministrativi, il disegno di legge pone una questione di ben più ampia portata, di natura strategica e politico-energetica: la permanenza di un sussidio pubblico diretto ai carburanti fossili, ossia benzina e gasolio, in un contesto europeo, nazionale e regionale che dichiara di orientarsi sempre più decisamente verso la decarbonizzazione, la transizione ecologica e la riduzione delle emissioni climalteranti. La prospettiva delineata dalle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici è infatti quella di una progressiva riconversione del parco veicoli, incentivando l'utilizzo di mezzi meno impattanti e sostenendo nuove forme di mobilità sostenibile, elettrica e a basse emissioni. In tale quadro, continuare a destinare ingenti risorse pubbliche al sostegno del consumo di carburanti fossili appare una scelta quantomeno contraddittoria rispetto agli obiettivi dichiarati di transizione ecologica e di promozione di una mobilità realmente sostenibile. Ora, pur comprendendo le considerazioni volte a disincentivare il cosiddetto turismo del pieno in altre nazioni, si ritiene comunque doveroso e non da oggi rimodulare la norma per diminuire la spesa complessiva e con i fondi risparmiati approvare davvero misure di adattamento ai cambiamenti climatici. I contributi per le singole famiglie valgono poche centinaia di euro l'anno, l'intera però misura vale per le nostre casse 60 milioni.
Il rischio concreto è quello di limitarsi in questa sede a una modernizzazione degli strumenti senza mettere in discussione l'impianto sostanziale della misura, rinviando ancora una volta una riflessione seria e strutturata sulla necessità di ripensare profondamente le politiche regionali in materia di mobilità, energia e ambiente. Ora, per queste ragioni, pur riconoscendo gli sforzi di semplificazione amministrativa e di innovazione tecnologica contenuti nel disegno di legge, riteniamo che il provvedimento manchi di una visione coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica che la Regione dovrebbe perseguire con maggiore determinazione. Una vera riforma del bonus carburante dovrebbe accompagnare gradualmente l'uscita dal sostegno ai combustibili fossili, destinando le risorse pubbliche a incentivi per la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico, la riduzione delle emissioni e il sostegno alle famiglie nella riconversione dei propri mezzi. A questo vanno aggiunte anche le contraddizioni che sono emerse dalle dichiarazioni proprio del suo assessore nell'ultima settimana di realizzare delle pompe di benzina regionale, poi smentite, e su questo ci troviamo d'accordo, dal Presidente Fedriga, che evidenziano l'assenza di una visione unitaria da parte della Giunta. Alla luce di queste considerazioni, nelle commissioni consigliari, le consigliere delle forze politiche del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra hanno espresso voto di astensione, ritenendo il provvedimento incompleto sotto il profilo strategico e non pienamente allineato agli obiettivi ambientali ed energetici che dovrebbero guidare l'azione legislativa regionale. Il consigliere di Open Sinistra FVG non ha partecipato alle commissioni per contrarietà più volte manifestata a questo tipo di contributi. Grazie.